Seconda corsa è la Gentleman di oggi, sono cavalli di 4 anni. 9 al via, 1-0 Giulia, Michele Canali, 2 Zagreb Trio, Andrea Orlandi, 3 Zitomo, Patrick Romano, 4 Zagorit, Giampaolo Carlotto, 5 Zarina York, Massimo De Luca, 6 Zatox Vic, Matteo Zaccherini, in seconda fila 7 Zardovald, Carlo Ballotta, 8 Zoarsi, Laria Vecchi, 9 Zorro Leo, Giancarlo Masetti. Molto indietro Zardovald e Zorro Leo. Velocissima Zarina York, prende il comando davanti a Zatox Vic. Sembra intenzionato a mandare Massimo De Luca e quindi Zatox Vic va a chiedere strada e la ottiene. Ed è già a metà curva il capofila, rimasto di fuori Zagorit, terza alla corda Zagreb Trio, 14-7, il primo paletto. Quindi Zatox Vic davanti a Zarina York, Zagreb Trio in quarta posizione Zitomo, poi Zero Giulia che è partito prudente e ora esce al largo. 400 in 29,8, sempre in vantaggio Matteo Zaccherini con il figlio di Zelin di Reserve. Conduce davanti a Zagreb Trio che ricordiamo ha corso anche ieri a Firenze cogliendo un terzo posto. Terza posizione Zagreb Trio, seconda è Zarina York. Avanza al largo Zagorit, 600 metri in 45,6. Zero Giulia segue all'esterno Zagorit. Tanto Zatoxvik ancora tranquillo al comando, cerca di risparmiare lungo il percorso Matteo Zaccherini. 15,8 qui davanti alle tribune. Viene fuori un primo giro in 1,1,4. Con sempre seconda la corda Zarina York, Zagorit all'esterno. Ora Michele Canali decide che la schiena di Zagorit non è molto produttiva e viene via in terza ruota il chilometro in 1,17,8. Avanza Zero Giulia e viene cattivo. Poi sempre Zagreb Trio che ora la destra libera, siamo a 450 metri dalla conclusione, Zatox Vic contro Zero Giulia che attacca, retta di là in 15,4, poi Zarina York, ha preso la via del largo anche Zagreb Trio con Andrea Orlandi, siamo a 300 metri dalla conclusione, insiste al largo il figlio di Felix del Numero Nord 5, che pressa Zarina l'avversario, York, si prepara squalificato. anche Zagreb Trio, siamo all'ingresso in retta d'arrivo con Zatox Vic che cerca di difendersi ma Zero Giulia sembra avere buone energie, deve difendersi da Zagreb Trio al suo esterno, ultimi 50 metri ed è Zero Giulia e Zagreb Trio sul palo, vicinissimi due, vicinissimi. Davvero difficile sbilanciarsi, apparigliato completamente Zagreb Trio, l'allievo di Andrea Orlandi. Zero Giulia che sembrava avere buon vantaggio, ma il finale di Zagreb Trio che nonostante la corsa di ieri era veramente freschissimo, un bel finale, rivediamo Zero Giulia sostenuta da Michele Canali, Zagreb Trio al suo esterno con Andrea Orlandi, la pariglia completamente, vediamo sul palo, l'impressione è stata quella che gli abbia messo qualcosina davanti, vediamo, sì, Zagreb Trio viene a vincere la giornata della scuderia Trio. Due corse, due primi, stavolta per il figlio di Zelin di Reserve, con Andrea Orlandi che coglie la sua 40ª vittoria in carriera. Il training sempre quello di Marco Azzaroni per la scuderia Trio, la quota in chiusura da favorito di 2,72. Battuto Zero Giulia che oggi comunque ha fatto percorso, ma non è bastato. Al secondo posto rivediamo la lotta per il terzo con Zardovald, ci è sembrato che abbia fornito buon finale, esatto, Zardovald coglie il terzo posto, è tutto per la seconda da Bologna.